Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palatria di Partanna. Buonasera a tutti. Le squadre che si affronteranno quest'oggi sono il Partanna e la Pallavolo Jolly Cinquefrondi, un match che regalerà spettacolo. Si affronterà una squadra che lotta per la salvezza e una squadra carica dal risultato storico del raggiungimento dei playoff per la Serie A2. Vuole fare più punti possibili per rimanere migliore seconda. Con me, come sempre, Renato Gallo. Buonasera, salve a tutti. Dopo 2 pause ritorno a cercare di darvi qualche notizia durante la partita. Intanto ci sono degli aggiornamenti per la formazione che stiamo ritoccando. Intanto un occhio sulla Jolly e un occhio a quello che succede ad Ottaviano. Si stanno affrontando due squadre. Il vincitore sarà l'avversario ai playoff per la Jolly Cinquefrondi. Si sta giocando Ottaviano contro Aversa, sono a pari punti nella loro classifica nel girone G di pallavolo Serie B maschile. E dicevo, chi vincerà quest'oggi affronterà la Jolly ai playoff. Ottaviano contro Aversa, Ottaviano in casa. Squadra in campo, nessuno start in six, abbiamo difficoltà a vedere i numeri del Partanna da qui, ma possiamo facilmente dire la formazione della Jolly. Jolly che parte con un cambio nel suo 6. C'è Matteo Bonati titolare, Limberger in panchina, il setter Bellucci, Nardi il centrale, libero Chillemi, l'altro centrale Samuele Aprile, poi Matteus Dallagnol, Domenico Laganà, li ho detti tutti e 7, e libero Giovanni Chillemi. Sì, dall'altra parte cerchiamo di vedere, c'è un numero 3, vedi che c'è un aggiornamento, è Benazzoz. Poi il numero 15, ancora non l'ho copiati, ma prendilo tu allora. Il numero 15 dovrebbe essere Caracci, controlla. Sì. Poi c'è il numero 5, Atria. Sì. E poi c'è una parola a vedere i numeri. Il 10, Roccazzella. Numero 6, Costanzo. No, sto guardando quelli in campo, Gabri. Sì. Poi c'è un numero 12, Lumia. Numero 10, si inizia. Matteo Salagnol, primo tempo di Samuele Aprile e siamo 0-1. Non abbiamo il tabellone, siamo in una posizione come potete vedere particolarmente angolata su una piccola tribuna mobile, quindi se vedrete ondeggiare la telecamera non è un terremoto, ma quasi, perché qua appena sale una persona è almeno un quinto grado. Tanto Alessandro Bellucci dall'altra parte si riceve bene, ricezione e costruzione, ma c'è un'invasione. Sì. Arbitri dell'incontro, il primo arbitro Coppia rosa. Annalisa. No, mi sa che è sbagliata anche questa. Secondo arbitro Angeloni Valentino. Sì, ma guarda in campo. Sì. Ecco, mi sa che quello con la barba non è quello che noi abbiamo. Anche questo da aggiornare. Ma per la X il secondo è un maschio pure. Sì. Palla spinta intanto di Laganà, Bellucci in bagger con un po' di difficoltà, sì, poi Matteus Dallagnol tocca il muro del Partanna, pallone out, mani fuori. Salutiamo Annalisa che oggi aveva compito ed è rimasta a casa. 1-2. Infatti perdonateci le grafiche, i replay che siamo un po' impediti. Matteo Dallagnol in flot, ottima lazzata da parte muro, del Partanna, c'è il muro libero dell'intercetta, altro buona. Muro Chillemi Bellucci, non può intervenire Laganà, una free ball, muro di nuovo Laganà stesso, pallone che poi cade a terra nel campo della Jolly. 2 pari.
Vediamo il centrale, se riesco a vedere il centrale del Partanna, il numero 12. Questo è Lumia, allora, quello alto in centro è Lumia. Poi c'è un 15, Caracci. Tanto Chillemi. Bellucci, Sceie brava, Bonati. Poi la Canà in Bagher. Ancora la Canà tocco del muro, ma c'è copertura. Buonissima copertura. Si addormentano qua i due giocatori del Partanna. Sì, Lumia, il 12, ma poverino non c'entra nulla perché il numero 6, Costanzo Pierpaolo, arrivava di gran corsa e il centrale ha lasciato cadere la palla a terra. Coach Pagiona Samuele Aprile si è arrabbiato molto. Si è sentito. Non è un Pagione. 2-3. Aprile. Ace. 2-4. Brutta la ricezione dei giovani del Partanna. Allora, il libero, ce l'abbiamo il libero, Gabriele? Sì, Sutera dovrebbe essere. Controlli? Sì. Aprile ancora, il polizianese Aprile, sempre in quella zona del campo. Primo tempo per la spinta, sì. Alza Matteo Salagnol per Matteo Bonati che tira una bomba e buca il palazzetto, bravo Matteo. Due 5 il punteggio. Palatria col parquet. Ancora Samuele Aprile. Sempre su Costanzo che sì, continua a ricevere malissimo. È Costanzo, vero? Vediamo se si riesce a vedere il numero, ma sì, il numero 6, se corrispondono, perché ce l'hanno cambiato già 2 volte. 2-6. Ancora Samuele Aprile. Corta sul libero. Ottima schiacciata. Numero 15, Caracci, che passa in mezzo al muro. 3-6 il punteggio. Numero 15 mi sembra Caracci alla battuta. Spin, il salto è lunga. Molto lunga. Colpisce male il pallone. Per il 3-7 Mimmo Laganà, detto www.laganà.it. Laganà al servizio sul libero, libero che forte. tiene bene primo tempo, ma c'è Chillemi che fa bella guardia. Di nuovo Laganà, tocco del muro, mani fuori. Ottima azione della Giolli, abbiamo visto 3-8, intanto la tribuna si muove. Abbiamo visto un ottimo recupero di Chillemi e c'è un cambio nel Partanna. Entra il numero, non ce l'ho, voglio vedere. Lombardo, numero 8, controlla. Pervenuto? Sì. 8, confermiamo Lombardo, Marco Lombardo. Ed è uscito Gabri? Il numero 6? Non li vedo. Costanzo? Laganà al servizio, ancora forte, tenuta bene. Bene anche molto forte. Matteo Sallagnolo che è out, però la sua schiacciata. 4-8. Il nuovo entrato Lombardo al servizio, si ferma sul nastro, ha tentato una palla corta ma si è fermata, come avete visto, sul nastro. 4-9. Matteo Bonati titolare al servizio. Palatria, Renato, che è una palestra di un istituto commerciale. Sì, discreta per essere una palestra. Intanto dietro non c'è nessuno. Non si intendono. Non si sa dove era l'opposto. Chiama time out il coach di casa. È rimasto Pagiona. Fermo sul posto. Chi era? Il numero 15? Era Caracci? 4-10 il punteggio. Primo guarda che out. Il centrale ha fatto una finta fantastica perché ha mandato fuori tempo il nostro muro e anche il loro attaccante. Sì. Primo time out del match chiesto da coach Pagiona. Mi sa che ci vuole un po' di volume, Gabriele, mi sa che era basso, Sì, ma non stiamo nemmeno gridando.
Sì. Quindi 4-10 il punteggio, le squadre rientrano in campo. La Jolly al servizio con Matteo Bonati. Il quasi maturo. Tenuta bene. Costruzione. È partito un Colpisce missile che male. colpisce il nostro Andrea Presta, da oggi soprannominato il pirata. Lunga storia. Poi ve la spieghiamo. Ma chi ha seguito, ha visto le foto sul gruppo, può capire. 4-11, sempre Bonati al servizio, sempre Jump Flot in quella posizione. Bene. Chillemi aveva tentato il recupero, c'era arrivato, Sì. ma non c'era nessuno per il secondo tocco. Ormai Ottima- l'alzatore fa da sì, solo, ottima dice, visto giocata, che sì, sì. di là non c'è nessuno. Lumia, Vincenzo Lumia al servizio, il centrale. Non salta. Chillemi, poi Bellucci, poi Matteo Matteo Salagnone parato dall'altra parte. Ora Mani ma- out sfruttata dal numero 10 Roccazzella per il 6-11. Ancora Partanna. Morbido il palleggio di Chillemi, poi l'attacco di Laganà. Out, mani fuori. La palla rimbalza su Benazoz. Sì, ci dicono che era basso l'audio, ma penso che si riferisse la comunicazione a prima, ma io alzo ancora di più perché abbiamo le cuffie alte, quindi ok, mi sembra che dal meter sul computer sia abbastanza 6-12 alto. Nardi che torna. Nardi. Sì, è tornato al servizio spin, ma la palla va out. 7-12. Matteo Salagnol alzano in coppia e danza la palla sul nastro, diventa la nastra sulla schiacciata di Matteo Salagnol e punto Jolly 7-13 L'alzata penso sia stata di aprile. di aprile, In sì, Bagher, collaborazione. Alessandro Bellucci al servizio su numero 8, Tocco del muro. tocco c'è del muro, Chillemi. ma c'è Chillemi che tiene. Matteo Salagnol era in campo, Sì. Gli cade sotto ha i piedi. tentato una Matteus. palla spinta, ma Caduta direttamente sotto i sulle piedi. mani del muro. Eccolo qua, l'abbiamo visto nel replay. 8-13. Jump Flot su Bonati in Bagher, poi anche Bellucci Bagher, colpo molto forte di Laganà. Laganà che finisce a fondo campo dopo aver ovviamente toccato il muro. 8-14. Matteo Salagnol al servizio. Primo tempo. Bellucci Bagher. Matteo Bonati. Bonati di In nuovo campo, sì. con una bella diagonale. Vabbè, c'è stato anche l'attacco centrale molto buono del Sì, senza Partanna. il nostro muro non c'era. 8-15. Mi dici il numero 2, eccolo là. Allora, Sutera è libero, ora me lo segno. Teos Dallagnol, Jump Flot. Primo tempo di nuovo. Ancora. Sì, ma non c'è copertura, non c'è muro. Non salta Ne neanche lì il approfittano, loro libero, sì. che poi non è il loro centrale, non è neanche il centrale che sta entrando ora, il numero 12. Era il numero Benazzozzo, il numero 3, quello laggiù. Si ferma sul nastro, comunque la battuta di l'innominato. Se non si girano, ragazzi, ci vuole un cannocchiale qua a vedere quei numerini. 9-16. Diamo i numeri. Samuele Aprile al servizio. Intanto il nostro DS, ex DS Belcastro, ci dice audio ok. Intanto muro della coppia Nardi Laganà. Nardi Laganà, www.laganà.it.
9-17 punteggio al Palatria. Ancora al servizio il centrale polistanese Samuele Aprile. Costruzione Benazzuz, Bello questo punto. però è out. Peccato, è il numero 15, Era una 15, bella 15 costruzione. era Caracci Dario invece quello lì, non è Benazzuz. Era una bella costruzione del Partanna, aveva 15. scavalcato pure il muro della Jolly. Pallone out. 9-18 e Samuele Aprile al servizio. Ricezione Molto del tesa. Partanna, tentato un primo tempo ma si ferma anche questa sul nastro. Il numero 12 Altro time Lumia. out. 9-19, altro time out chiesto da coach Paciona. Io scrivo TP sulla mia cartellina. Vediamo se riesco a trovare gli arbitri. Ah sì, chissà dove li ho presi sti numeri, questi nomi. Cerchiamo di La sistemare il microfono. regia remota ci chiede se Sì, possiamo la regia zoomare sta. sul campo così si vede qualcosa di più perché c'è spazio agli angoli. La telecamera, mi dispiace, alta. Annalisa, una telecamera in un angolino fissata come a Letoianni e non riusciamo a muoverla. Squadre di nuovo in campo, Samuele Aprile ancora al servizio. Collega il computer al televisore così intanto muro, mani out, muro di Bonati e chi era? Nicolas Nardi. Dato che non mi va la connessione ce li dicono sul gruppo. Notar Stefano Paolo e Emma Vincenzo. No, Vincenzo può essere, Emma. Eh. 7, bellissima di Nardi in combinazione con Bellucci che gli dà una palla tesa, grandissima 7. Intanto danno no, la danno dato out. Era out. No, Bene. io non l'ho vista out. 11-19. 11-19. Bella il servizio spin, poi Matteus Dall'Agnol ha provato a tenerlo, non ce l'ha fatta, E pallone basso, che tocca il soffitto. sì, molto basso il soffitto di questa struttura Palatria. Non vediamo chi è dall'altra parte. Di nuovo il Ancora salto, spin, di nuovo prende in colpito. faccia Matteus. Sì, preso di mira, cecchinato come dice qualcuno in TV. Era destinata fuori questa palla, se non E avesse Caracci Dario colpito continua a Matteus. fare. Ora Matteus ha fatto un passo indietro, vediamo se continua con questa spin. Questa Out. volta è out davvero Out. perché la palla ha guadagnato l'uscita e ora il nostro Belcastro che corre nel parcheggio esterno al recupero della palla Out in e tutti non i torna, sensi. quindi eccolo. 13-20, Laganà. secondo pallone. Laganà Sul molto libero forte, che sì. tiene bene, mamma mia. Libero. Bene anche il nostro libero, Matteo Salagnone alza per Matteo Bonati che messo troppo indietro la palla. Era La palla un po', scordinato. sì, la Era palla era scordinato. troppo indietro, troppo lontano dalla rete e si ferma sulla rete. 13, 14, 20. Molto corto Chillemi questo servizio. e Altra 7, out ancora? No. No, era dentro, caspita. 14, 21. Bellucci sta offrendo palloni verso Nardi, molto tesi. Nardi li sfrutta, come sempre. Bonati al servizio.
alzata in bagger, tocco del muro, ma Chillemi, parata. Tira la palla dall'altra parte Matteo Salagnol e questa è in campo. Bella azione che abbiamo visto, grandi scambi tra le due squadre. 21-15, un ottimo recupero di Chillemi con la manona. Vedi, il numero 12 che è alto fa vedere bene il numerino, sì. Ed è Lumia Vincenzo, sì, che batte senza salto ancora verso Chillemi. Attacco, c'è il muro, Monster block, murato Mateos Dalagnol per il 16-21. Continua a macinare il Partanna. Sempre su Chillemi. Bellucci stavolta sceglie e trova la Ganà. Trova la Ganà che si... con un muro scordinato anche vede qui. Il muro, fa un passo di lato. Sì. L'hai visto, Gabriele? Sì. Rivediamo anche nel replay. Ecco qua, il muro è in ritardo. La Ganà aveva tutto lo spazio per colpire e l'ha sfruttato. 16-22 punteggio, Nicolas Nardi al servizio. Vediamo la forza. Una delle sue bombe, sì. Però è tenuta bene. C'è invasione nostra. Sì. Questa palla spinta dopo una ricezione non al meglio del Partanna. C'è stato l'urlo di Laganà. C'è stato l'urlo di Laganà. 17-22. Ancora tesa, sempre su Matteo Salagnol. Bene il libero dalla parte del Partanna. C'è il muro, non c'è copertura. Esatto. Si esalta il Partanna qui. Sì, Partanna che deve assolutamente vincere, Gabriele, perché sono a rischio salvezza, hanno un punto in più del Modica, se non ricordo male. Poi a fine set ne parliamo. Partanna 19, Modica 18. Intanto grandissimo Legnata ha ricevuto ed ha attaccato. 18-23. Sì, confermo, Atria è terzultima, quindi è comunque nei play-out, con Ultima TV a 22 punti. Sì. Ultima TV Volley Valley decima, 22 punti. Atria Volley Partanna undicesima, 19 punti. Alessandro Bellucci al servizio per la Jolly. Pallone flottante. Attacco, il muro bellissimo. Di Samuele Aprile. 18-24. Sono 6 i set point a disposizione di Bellucci. Ancora palla flottante. Primo tempo, di nuovo non c'è copertura, non c'è muro sul centrale, sì, che sta sparando. Non viene letto questo centrale, intanto è semplice perché non salta, forse per questo non lo vedono in aria. Schiaccia a fil di rete. Occhio alla spin. Ok, fallo di posizione nella Jolly. Vediamo il labiale del secondo. Bellucci. Fallo di Bellucci, sì. Bellucci aveva appena battuto una 20-24. Vabbè, out. Mamma mia che botto. Diciamo, la prima l'ha tirata bassa, la seconda alta. Nel prossimo set magari prenderà le misure. 20-25, si chiude questo primo set. Ora avremo i numeri. Ce l'hanno sulle spalle il numero, Gabriele? Non lo so. Vediamo se si girano. Allora, sì, ce l'hanno. Piccolino, microscopico. Vi faccio vedere la classifica. Ora, nelle nostre attrezzature ci vorrà pure il binocolo. Conad Lamezia prima 60 punti, di Permandor Jolly 5 frondi, seconda 53 punti. Alla penultima giornata, penultima giornata ormai del fuori dai campionato. giochi. Perché 47, sì. Perché, Gabriele? Fuori dai giochi perché indipendentemente dalle due partite, questa è la prossima, in caso
Jolly non portasse a casa nessun punto e Letojanni invece facesse bottino pieno, arriveremmo entrambi a pari merito, ma il Letojanni ha una partita, una vittoria in meno e per il regolamento passa nella posizione di classifica la squadra a pari merito che ha il numero maggiore di vittorie, quindi comunque noi saremmo Jolly con il risultato storico dei playoff di Serie A, saremmo Serie comunque ai A2. playoff. Poi vediamo il fondo classifica. Però c'è un'altra cosa, vediamo il fondo classifica, Renato. Si sta giocando, a parte il fondo classifica, comunque si stanno giocando queste ultime partite per le posizioni dei playoff, perché arrivare con un numero di punti maggiore rispetto alle nostre concorrenti del girone G significa poter effettuare la partita eventuale bella in casa. Sì. E il problema qual è? Che nella prossima settimana ci sarà Conad Jolly e anche la Conad deve vincere per mantenere il primato, quindi vedremo una bellissima partita. Anche Jolly, per poter avere questo primato tra le concorrenti, dovrà esprimere un buon gioco. Tanto diamo gli auguri a Peppe Zito che è infortunato. Sì. Da 2 settimane sta saltando la partita, però recupererà per giocare contro la sua ex squadra. Vogliamo Peppe Zito in Serie A? Salutiamo la mamma che sicuramente ci starà seguendo, a meno che non sia andata a trovare Peppe alla Lamezia. Dove gioca? Alla Lamezia gioca. Sì, perché la Lamezia che tra l'altro ha avuto l'impegno durante le vacanze di Pasqua della Final Four di Coppa Italia. Sì, dove si è classificata al 3° posto. Le partite del nostro girone si giocano tutte in giornata, tutte sabato, e abbiamo Pozzallo, a Pozzallo, l'Ering Pozzallo ospita il Modica, Atria, è arrivato un pallone, qua ci arriva di tutto. Poi abbiamo Tonno Callipo, ospita la Raffaele Lamezia, Letojanni ospita l'Algoritmo Universal Catania, il Conad della Lamezia e Saporito, e Ultima TV la Gupe. Tutte le partite alle ore 18, quindi sono tutte in contemporanea. Noi dovremo anche seguire, se qualcuno ci dà notizia, se si trova, i risultati dello scontro diretto dell'Ottaviano contro Aversa. Questa partita Girone G di Serie B. La vittoria, la vincitrice di questo scontro sarà probabilmente la nostra concorrente, il nostro avversario nei playoff. Ottaviano che è in casa. Mi sembra che l'Ottaviano ha lo scontro diretto, mi sembra abbia già vinto all'andata, una delle due ha vinto, non mi ricordo quale delle due. Vabbè, per forza una delle due, no? No, pareggio non esiste. Anche lì c'è il discorso che dicevamo delle vittorie. Intanto si ricomincia con Bellucci al servizio. Archiviato questo primo set. Partanna che sta cercando il tutto e per tutto, vuole ottenere la salvezza. Libero numero 2 su Tera. Stavolta c'è la copertura. C'è la copertura, però free ball ora a disposizione del Partanna con una pipe. Ma c'è buona guardia di Chillemi. Fuori? Sì. È out, fuori dall'asta il recupero di Matteo Salagnol. Vediamo. L'arbitro è lì, insomma. Però a me non è che è sembrato così. Roccazzella al servizio, almeno questo lo vediamo. Il numero si ferma sul nastro. 1-1. Palatria di Partanna. La Conad, Gabriele, che la scorsa settimana ha faticato in caso della Gupe a portare a casa 2 punti, vincendo 3-2 a Sant'Agata. Sì, è Partanna che ha vinto 3-2 contro Pozzallo. Un bel muro, copertura di Bellucci, sì. Alzata di Matteo Salagnol, e c'è anche una... no, è out, c'è un... Io ho visto un'invasione. Vabbè.
Dimmi tu. Vabbè, siamo troppo lontani, anche con la ripresa non penso si possa vedere 2-1. qualcosa. Non possiamo zoomare. Chillemi, Laganà tocca un pallonetto e a saltare il muro. No, sto scrivendo più i punti, mi sono perso. 2-2. Aprile al servizio, Jolly con lo stesso 6 del scorso set, è partita di nuovo in +1. Riconfermata anche la formazione del Partanna, a parte appunto. Si inginocchia, se si gira vi dico chi è, il numero 8, Lombardo. Sì, stavo dicendo appunto che Lombardo è stato confermato nel 6 del Partanna. Sì, si è inginocchiato su quella palla. Io non ho... Samuele Aprile di nuovo al servizio, cerca di nuovo Lombardo. Primo tempo, questa volta... Aspetta. Questa volta ha fatto il muro 1. Ancora uno con una mano, con una mano. Con una mano ma non lontana, Però è andato a cercare Aspetta, questo è un signor punto. Aspetta. 2-4. Ma che cosa abbiamo visto di Nardi? Che giocatore. C'è il fallo. C'è il fallo anche di qua, fallo di posizione. Oddio, ancora io ci ripenso, ma che punto ha fatto Nardi? Non so come ha fatto, con che velocità ha visto quel pallone, ha allungato la mano alla sua sinistra e ha agguantato la palla. Sono ancora stupito. 2-5. Sempre Samuele Aprile al servizio. Si ferma sul nastro. Quando la Jolly fa errori si sente il Caracci Dario, numero 15, se confermi Gabriele. Sì. Al servizio, prima ha fatto male mi pare Spin. questo qui, Yes. Però questa volta ha preso le misure Matteo Salagnol, ma Bellucci non riesce ad alzare. Free ball. È una grandissima schiacciata nei 3 metri, sì, diagonale strettissima di girati, numero 8 Lombardo, sempre lui per il 4-5. Lombardo, stavo dicendo prima, Lombardo non era partito titolare in questa partita, era stato sostituito nello scorso set. Sbaglia stavolta il servizio Caracci, il più pericoloso fino ad ora. Questi sono sparacci di Caracci. 4-6 al servizio. 4-6 il punteggio. Viene bene che Lombardo con una mano Un po' dubbia. Sì. Tocco del muro, Laganà, mani out, 4-7. Quando Laganà sale. Laganà al servizio. Numero 10 Roccazzella, out di nuovo del numero 15 Caracci. Era scordinato Renato. Sì. Non poteva fare time nulla. out sul 4-8. Primo time out del secondo set del Partanna. Paciona a colloquio con i suoi. Cinque ore circa di viaggio da Cinque Frondi per arrivare fino a qui. Fino a qui? Un po' di più di qui. Vabbè, senza contare gli stop. No, ci siamo fermati a mangiare a Palermo. Poi abbiamo fatto altri 50 minuti. Out 5-8. Di qua si prepara Lombardo, numero 8 Lombardo. Su Giovanni Chillemi,
La Gana, tentativo di Lombardo di intercettare. Pallone out dal palazzetto di nuovo. Ha preso di nuovo la via. Che via è fuori? Dove abiti tu? Michelangelo Buonarroti. Ecco, è in via Michelangelo Buonarroti il pallone. Partanna. 5-9. Matteo Bonati al servizio per la Jolly. Molto tesa. Lombardo. Ottima lazzata. Sì, ottima buona anche per l'attacco del numero 10 Roccazzella. 6-9. Esatto. E di qua c'è il lungo Lumia. Non salta. Chillemi no. Oh, Sì. bravissimo. Bellucci ha visto un gran buco e dice beh, io la metto lì. L'ha visto già da prima, eh. Bravo, è stato molto bravo. 6-10. L'altro lungo alla battuta che sta out, ancora non sta prendendo, non ha preso le misure Nicolas. Non ha preso le misure, ma ha preso le misure del muro. Sì, ci sono troppi riflessi e non riusciamo neanche noi a vedere le righe del campo. Si confondono quelle delle righe. Questa è anche out. Il numero 6 intanto Costanzo Pierpaolo 7-11. Si stanno regalando servizi a vicenda le due squadre. Si confondono con le righe del campo da pallacanestro. Più i riflessi, più i falli, mettici anche i falli, si stanno regalando un sacco Bellucci. di punti. Sul numero 10 e il numero 10 riceve è out, colpisce malissimo. Colpisce Alessandro Tofoli. Colpisce male il pallone mandandolo in panchina della Jolly. 7-12. Comunicazione. Merenda. Era una comunicazione di merenda. Di nuovo, attento il pallonetto. Chillevi l'ha presa? Sì. Grandissimo. Bravo. Out. Sì? Non sembrava. Sì, però aveva avuto una bella idea. Ha visto tutta la Jolly sbilanciata in avanti, ma come vi dicevo non riusciamo a capire quali sono le righe di fondo campo. Dal replay più o meno si è visto che era fuori. Bellucci al servizio per il 7-13. È out. Il pallone fermo è rimasto in aria, non rotolava. 8-13. Colpo secco di Roccazzella al servizio di Bellucci che va out. Sì, adesso servizio del Partanna. Fischia l'arbitro. Vediamo Matteo Bonati. Non riesce, palla spinta di Laganà. Murato il numero 15, copertura, rimandano di là e buttano giù in tandem Samuele Aprile e Laganà. Intanto di chi è il punto? Intanto c'ho un ragnetto rosso che mi viene di chi è il punto? A passeggiare in condominio. 8-14 Matteo Salagnolla servizio sul libero. Bene il nostro libero Chillemi, pipe di Matteo Salagnol che colpisce il povero Sutera e la palla finisce sul tetto. 8-15. Abbiamo visto diverse ormai di queste azioni delle pipe di Matteo Salagnol. Si ricomincia il numero 15, tocco del muro. Punto Partanna 9-15. Servizio Benazzols. Chillemi. Matteo Bonati. Come? No, l'hai toccata. Però no. Muro da solo. Sì, c'è stato un po' di confusione, mi hanno chiesto il quarto tocco, ma la palla era stata toccata. 10-15 cambio. Però non abbiamo sfruttato questo momento perché
Cambia il servizio, Renato. Cambio il numero 11, ce l'ho. Numero 11 no, sì, ce l'ho, Marchese Daniele. Guarda un po'. È uno di Marchese quelli al servizio. Flot. Vediamo se è un signore, sì, l'ha dato Chillemi. bene. E Samuele Aprile manda giù. Chillemi riceve. Primo tempo sfruttato bene. 10-16. Samuele Aprile al servizio. Tocco. C'è stato un po' di tutto. Invasione aerea alla fine. 10-17. No, c'è stato anche invasione. Sì, invasione aerea. No, invasione sulla rete. No, Gabriele? Che dici? Boh. Io ho visto la rete che sembrava una bandiera al vento. 10-17 punteggio, altro Time time out out. richiesto da coach Pagiona. Mentre la prossima giornata sarà l'ultima del campionato della regular season, dove la Jolly affronterà la Conad Lamezia, altro big match. Tutti convocati al palazzetto. Sono punti importanti in ottica playoff, scusate. Ovviamente noi dell'edicola ci saremo. Samuele sul libero sbuccia Bellucci. 11-17 era Lombardo all'attacco. 11-17. va Grazie. Caracci al servizio, giusto? Sì. Vabbè, tu c'hai il foglio originale, io c'ho quello ricopiato, cancellato e ricopiato. Non ce l'ho in ordine di numero. Dario Caracci. In Bene Matteo Salagnol. Matteo Bonati. Sparaccia male Matteo. 12-17. Ha ripreso le misure il numero 15 Caracci. Vediamo se continua. eccolo, Che out. ti avevo detto io? Gufata di Renato. 12-18. Ha preso le misure del campo di pallacanestro. Esatto, Non avevo detto intendevi cosa. questo. La Ganà per la Jolly, molto Bene forte il sul libero. libero, bravissimo. Numero 8 dall'altra parte tenta un... Poi, Oh, peccato! tocca il soffitto. Non siamo abituati a queste altezze. Matteo Bonati tenta il recupero, Sì. alza la palla, ma Era stato un tocco leggero numero 8 che dell'attacco ora da posto 4. Lombardo al servizio. Teso. Pallone che carambola sul corpo di Nicolas Nardi. No, Matteo Bonati. Bonatti la tocca, poi Sì. rimbalza sul corpo di Nardi. 14-18. 14. Ancora Partanna, stavolta su Chillemi. La Ganà. È in campo il pallone. Sì, è in campo il pallone. Ha chiamato out, però appunto Partanna ha toccato l'asta. Probabilmente l'attacco di Laganà. No, è caduto comunque in campo. Non so se l'ha chiamato punto o out. Punto out ha chiamato l'arbitro, quindi avrà toccato l'asta. Anche questo. Questo Ragazzi, è in. 16-18. Sono 5 punti consecutivi. Esatto, deve stare attenta alla Jolly. Sono 5 punti consecutivi del Partanna con ricevisioni errate. Questa volta Lombardo. Chillemi e tocca su. Ecco. Nicolas Nardi Sfrutta, tira sì, una martellata. sul muro avversario, poi la palla tocca il soffitto del Palatria. 16-19.
Matteo Bonatti al servizio. Sul numero 8 Lombardo, primo tempo, questa volta il muro è là, sul lungo libero, doppio addirittura, doppio muro di Lumia. Matteo Dallagnol e Nicola Snardi stavolta hanno bloccato l'attacco centrale, non si fanno ingannare di nuovo. 16-20. Matteo Bonati sempre su Lombardo, mi pare che era, vero? Tocco del muro, recuperata, non ce la fa. Chillemi attraversa tutto il campo in tuffo, ma non riesce a tirarla su. 17-20. Lumia al servizio. È più alto di Nicolas, Gabriele. Dobbiamo vederli quando sono sotto rete. Si ferma sotto rete. Sbaglia anche il centralone. Centralone che dalla battuta da fermo. Sì, non salta nemmeno. La mia battuta. Nel senso che rimaneva fermo. Oh, anche attenzione il per la Jolly, attenzione. Entra il pirata Andrea Presta. Esce Samuele Aprile. A quest'ora se eravamo a 5 fronti, partiva il coro. Sono sicuro che state saltando sui divani gridando Andrea Presta. 17-21, Nicola Snardi al servizio. C'è copertura, ma peccato, c'è sempre questo problema che non siamo abituati a queste altezze, dobbiamo smorzare di più. 18-21, Matteo Bonati aveva preso questa schiacciata, non ha smorzato, il pallone ha toccato lievemente il soffitto. Matteus Dallagnol, peccato, una palla spinta, è un muro di Matteus Dallagnol. Mura Caracci da solo. Mura 1, 18-22, si oppone alla schiacciata di Caracci. Palla, mi è piaciuta un sacco l'alzata di Bellucci di prima. Sì, peccato che non abbiamo sfruttata quell'alzata. Non ci credeva il regista della Jolly, bravo in quell'occasione, proprio lui al servizio. Confusione, alzata in Bagher, c'è Chillemi che copre, Bellucci ancora, poi Matteus Dallagnol, bello scambio, ricostruzione Partanna, ancora Chillemi, l'uomo che è ovunque, attacca Matteus Dallagnol e non ce la fanno, peccato. Bello scambio che infiamma il Palatria. 19-22, Roccazzella al servizio. Chillemi è ovunque, Renato. Sì, abbiamo visto due ottimi recuperi del libero della Jolly. Out. 19-23, Matteo Salagnol. Lombardo, tesa. C'è copertura, si ricostruisce la Ganà. Parata del libero. Sì, guarda cosa hanno fatto. Presta, manda di là, tocco del muro, copertura, alza Matteo Salagnol per la Ganà. Altro tocco del muro. È in campo. Peccato perché è stata smorzata anche dal nastro questa schiacciata di Laganà. 20-23, tocco del muro, ma la palla era smorzata dal nastro, quindi la forza era inferiore. Intanto Chillemi riceve, Laganà di nuovo, però c'è copertura, meno male. Ricercato ancora Laganà. Questa volta dice Laganà, mi avete scocciato, mo tiro. E la palla finisce sulle mani del muro. Però, e Renato, si impenna. Devo sottolineare ancora una volta l'alzata di Bellucci. 20-24, 4 i set point. Rientra Aprile al servizio, Andrea al posto Presta. di Presta, sì. Samuele Aprile al servizio. Set point per la Jolly.
Out. Sì. Viene disturbato Samuele Aprile dall'urlo delle sostenitrici del Partanna. 21-24, il numero 15, vediamo se ha preso le misure Gabriele. Vedremo. Ma la vedo male, la vedo. C'è Matteo Salagnolla, Alzenbacher, Bellucci, pallonetto vincente. Pallonetto di Bellucci. Bellucci? Bellucci era? No, Bellucci no. Alzenbacher, Bonati. Bellucci, scusami, 15 Bonati, vabbè. 21-25 è il secondo set al Pala Atria di Partanna, provincia di Trapani. Ora non vediamo più i numeri, però dobbiamo ricordarci le facce, ma chi le ha guardate ste facce? Guardiamo sempre il numerino, noi occhio di falco. Primo set terminato 20-25, secondo set 21-25. Jolly che concede molto al Partanna, ma sono molti gli errori a servizio da parte di tutte e due le squadre. (2-0) di set qui a Partanna. Non so se riesco a fare qualche zoomata, ma non posso vedere nulla. Posso stringere, ma la telecamera è ferma, fissa. Non posso stringere, non posso fare nulla. Sapendolo prima, guarda Gabriele, avremmo potuto metterla qualche metro più in là. Io salivo sul bordo, sull'ultima fila della tribunetta, magari si poteva fare qualche inquadratura. E che avevamo tentato prima di montare la telecamera a fondo campo, però a parte il controluce pazzesco, perché eravamo a sfavore di vetrate, non riuscivamo a inquadrare la linea di fondo campo, e quindi dopo aver montato tutto ci siamo spostati di corsa. Infatti abbiamo abbandonato sul posto un po' di attrezzatura. Abbiamo notizie di Ottaviano? E che comunque non le possiamo ricevere. Sul tuo sì, sul mio no. Non prende il telefono però. Non ti prende il telefono. Oh. Noi non abbiamo controllato la diretta. Ecco, c'è il nostro amico Tullio che ci manda messaggi. Che dice? Aspetta, si vede, non si vede? 29 Ottaviano, 27 Aversa, primo set. Primo set. È dura. Quindi in vantaggio 1-0 Ottaviano, grazie Tullio. (8-5) per la GIS. Ottaviano nel secondo set, grazie Tullio. Inizia in questo momento il terzo set. Dobbiamo stare con un occhio, cambio, con un occhio sulla Jolly e con un occhio sull'Ottaviano. È entrato Alessandro Tofoli al posto di Bellucci e Andrea Presta al posto di Samuele Aprile. Questa è la novità del li usa terzo questi set. cambi. Poi il coach Polimeni. Al posto di Bonati è entrato Limberger, che ha qualche dolorino, è stato risparmiato da coach Polimeni. Mentre nel Partanna, Renato, facciamo di nuovo difficoltà. Nel Partanna, ma comunque riconfermato Lombardo. Io vedo per ora, vedi, 10, 3 e 15 sono sotto rete, quindi Roccazzella
Menazzoz e Caracci sono sempre là, il Sì. libero è sempre lui, Sutera, al E Lombardo, servizio sì. sarà Lombardo poi c'è a posto Lombardo, c'ha il pennacchio 5. sulla testa, il codino, e poi chi è alla battuta? Numero 6? Costanzo. Costanzo? Lombardo quindi riconfermato. Sì. Matteo Salagnol, primo pallone per Doppia. prima doppia di Alessandro Tofoli. Eh sì, era un'alzata un po' difficile all'indietro. 1-0, In corsa in avanti. la grafica. Ora la calcio. C'era la grafica. Con una mano. Intanto Francesco ci sta chiamando. Stacchiamo il telefono e rispondiamo. Io non ho seguito però non ho seguito l'azione guardando il telefono. Comunicazioni di servizio. Non si sente? Cosa c'è? Comunicazioni di servizio? 17-9 Ottaviano. Ah, ecco cos'è. 17-9 Ottaviano. Intanto buona Tofoli, però di là Mi sono perso le sì, azioni. siamo 3-0. È stata una buona azione, buona alzata di Tofoli per Andrea Presta, copertura e contrattacco e punto. 3-0. Matteo Salagnol e Matteo Salagnol in campo, oltre che tocco del muro. 3-1 il punteggio. Buona la rice singolare di Alessandro Matteo Tofoli al Salagnol, servizio. che riceve ad attacco adesso, sì, Tofoli al Salutiamo servizio. i nonni di Tofoli, ora non ricordo più i nomi però. Lorenzo ed Elisabetta. Bravo, Sì. speriamo. Sul libero. E gli altri non ce li ha detti però, cioè ce li ha detti ma non ce lo ricordiamo. Altra azione del Partanna, Ancora una volta. ce li dobbiamo scrivere. Sempre sull'attacco centrale soffre la Jolly. Saluti, C'era solo comunque, Presta a muro. saluti a tutti amici e parenti dei nostri giocatori, vicini e lontani, anche in Brasile. Chillemi, Matteo Salagnolo, tocco del muro. Out. No, c'è Dai, sopra tocco del muro. Sì. 4-2. 4-2 Matteus al servizio. Sutera. Beh, palla spinta Cavalca il muro della Jolly. di Lombardo. Bravissimo Lombardo a scavalcare il muro della Jolly. 5-2. Oh, pallonetto. Non Pallonetto letto. di Anzi, lento Laganà. ma in ritardo. Come? Lento ma in ritardo. 5-3. Ma Andrea Presta al servizio. I consigli di Polimeni dietro la sua carpetta. Roccazzella ad una mano Una sul mano. centrale, Wow. oltre che 6-3. sì, un po' disattenti in questo terzo set con questa formazione. Gabriele, non hanno ancora trovato le intese giuste, però ci pensa, oh che botto, ci pensa il solito numero 15 Caracci. Pallone sui cartelloni. 6-4. Laganà al servizio. Roccazzella riceve bene, alza muro di Tofoli, Bravissimo. muro di Tofoli che mura A 1. Lombardo. Muro 1. Cade sotto i piedi di Lombardo il pallone. 6-5. Letto bene questo attacco sul lungolinea Tofoli. Di nuovo
Laganà al servizio. Nardi bravissimo. Nardi, peccato non c'è stato un ottimo intervento del libero in copertura, ma non riesce Caracci a dare vita a quel pallone. 6 pari, tanto si chiede formazione. Ancora il nuovo Roccazzella non ce la fa, era indeciso se prenderlo o lasciarla. Alla fine tocca. Alla fine tocca e regala. Però tocca quando ha spostato il braccio. Quindi ace di Laganà. 6-7. Passa in vantaggio la Jolly. Ancora ben l'opposto posizionato al Roccazzella. servizio. Di nuovo Roccazzella, ma ace. Conflitto con Sutera e time out. Primo time out del terzo set chiamato da coach Paciona. Avanti di 2 la Jolly al Palatria di Partanna. Ho alzato il volume, abbassiamo la cuffia, se no sì, inquadratura pessima, siamo contro luce tra i fari, tra i vetri in fondo, le vetrate in alto, ma non abbiamo altra posizione perché lo spazio è minimo. Se ci fossimo posizionati dietro all'arbitro non avremmo potuto riprendere il campo, ma solo un pezzetto con la telecamera doveva rincorrere il pallone ogni 2 secondi. Troppo lunga questa volta, si abbassa Roccazzella, lunga la battuta di Laganà. 7-8, 2-0 di 7. Lombardo al servizio, Ciuffo, lungolinea su Matteo Salagnol, alza Chillemi per Limberger che prende la mira, guarda il muro, vede la disposizione, ha tutto questo tempo, sì, e sceglie il punto giusto. Ottimo attacco di Limberger, hai detto tutto tu, Renato. 7-9. Cambio nel Partanna. Entra il numero 5 Atria ed esce Roccazzella. Sì, Roccazzella che era un po' in difficoltà prima, abbiamo visto con gli ace di Laganà. Atria Giorgio, mentre Alberto Limberger al servizio, tutto pronto, coppia arbitrale dice ok, al salto, Tocca il nastro. finisce sul nastro, bella alzata e bel muro, schiacciata di Caracci, dove un muro attento della coppia Mateus Dalagnol, coppia brasiliana, Gabriele. Io non sto segnando i punti. 7-10. Limberger ancora Su Sutera, altro muro, passa pallone che è questa rimbalzato volta sulla testa dei Topoli. sì, buca il muro, si piegano, si aprono le Cambio. mani di, Cambia il servizio, esce il centralone, esce il numero Lumia. 12 Lumia, entra il giovane, che numero ha? 14 Bruno, uno dei new entry, sì, 14, al salto Gabriele, sì, e fa ace. E scoppia, esultano tutti per 9-10. il giovane ragazzo. Si sono alzati anche con nella l'aiuto, panchina, sì, nella con panchina l'aiuto. del Partanna. Sì, si vede che è un ragazzino. Stessa cosa quando entra in campo a 5 frondi Giacomino. Io posso chiamarlo Giacomino, ormai. Ancora questa volta sbaglia. volta È il ragazzo che le ha provate quando siamo arrivati al palazzetto, stava proprio provando le spin.
9-11. Nicolas Nardi al servizio, vediamo se forza finora non ha trovato Gabriele. Sì, infatti stavo Jean-Claude, sì. Oh, prova a rimandare il pallone nel campo della Jolly. Però era troppo distante. Sì, il setter del Partanna non ce la fa. Costanzo, troppo 9-12. distante dalla rete, non prende le misure e la rimette nel suo campo. Jean-Claude per Nicolas Nardi. E si ferma anche questa. Non lo vedo tanto convinto oggi Nicolas Nardi, a parte qualche muro, sì, qualche attacco centrale, ma il servizio non sta rendendo come soffre sempre. i lunghi viaggi. Sì. 10-12, batte subito il Partanna, Matteo Stallagnol riceve poi Tofoli verso Presta. C'è copertura di là, ricostruzione. Bravo Chillemi. Peccato c'è. Sì. Si sono portati la rete a casa, in peccato forse Andrea Presta, ma c'è stato un intervento ad una mano di Chillemi che aveva ripreso. 11-12 a fil di rete. Tofoli in bagger, Laganà tocca il muro, ma c'è anche l'apertura. Tofoli, c'è il muro ancora di Tofoli. Sì, sta rendendo a muro Tofoli, già 2 muri per lui. E l'altro per un pelo passato in mezzo alle mani, poi rimbalzato sulla testa. 11-13. E lo stesso Alessandro al servizio. Ricevuto in bagger. Copertura di Tofoli, alza Matteo Sallagnol per la pipe spinta di Limberger, alza dall'altra parte. Non ci riesce Laganà, sporcato dal muro. Gli rimane là la palla alla Laganà. 12-13, ci aveva tentato l'opposto 5 frondese, non ce l'ha fatta. Il numero 5 Atria al servizio, al salto. Chillemi. Pallone che torna nel campo della Jolly e c'è il riaggancio del Partanna. 13 pari. Nel campo del Partanna, non nel campo della Jolly. Ancora Partanna al servizio. Tutto ok. Ancora spin. Di nuovo. Errore. Siamo al terzo errore della partita. Ma no, dai ragazzi, forza. 14-13, 1 nel Partanna, 2 nella Jolly. Era dietro, Tofoli era dietro. Invece era sotto rete. Stavolta sbaglia. 14 di nuovo 14 pari. Matteo Salagnol al servizio. Ricevuta non bene, poi pallone sistemato. Muro di Andrea Presta. Quindi anche lui con l'urlo, Gabriele, di Presta. www.ilpirata.it. 14-15. Matteus Dallagnola al servizio. Siamo alzati, capocce non se ne vedono, perfetto. Alza la parte opposta per Lombardo, ma c'è Tofoli che fa buona guardia. Matteo Dallagnola alza. In doppia. Non ravvisata la coppia arbitrale. Sì, questa era doppia netta di Matteo Dallagnola. Questa era doppia. 14-16. Jolly avanti di 2. Chiamato il capitano sotto il seggiolone dell'arbitro. Comunque hanno ragione a protestare. Ma era una doppia quella di Matteo Dallagnola. Tu dici? Sì. Ne ho viste di peggio prima. Vabbè, sì. Tanto si ricomincia. Lombardo. Anche questa è doppia. Anche questa è doppia. Si arrabbiano. Dice non l'hai chiamata. In panchina si arrabbiano.
nella panchina del Partanna. Il secondo arbitro sta parlando proprio con i giallo. giocatori. 14-17. Sul 14-17 cartellino giallo per il Partanna. Si sono scaldati gli animi in panchina. Si sono scaldati anche i tifosi. Sì, perché c'è un dirigente in piedi. O quella è Paciona, Gabriele? La maglia rossa, pensavo fosse l'altro. Tutto ok. Si sono calmati tutti quanti. 14-17. Batte subito Matteo Dall'Agnol. Pallone risistemato. E il muro di Presta. Bravissimo. 14-18. Time out tecnico. No, non è discrezionale. tecnico. Non esistono più i time out tecnici. Sugli 8 punti e sui 16 punti. Yes. Non esistono più da quest'anno. Ci sono Santa Croce e Varamo che si stanno riscaldando a fondo campo. Vedremo se avranno l'opportunità anche loro del loro ingresso in campo. 14-18 il punteggio. Jolly avanti 2-0 di set al Palatria di Partanna. Un pochino più scura. Squadre che rientrano in campo dopo il time out chiesto da coach Paciona. Matteus Dall'Agnol al servizio. Ancora Flott. Attacco. C'è buona copertura. Illemi, Tofoli come può. Anche la Ganaco ha fatto. C'è il muro della Jolly. Muro. C'è stata pure un'invasione. 14-19. Ravvisata dal secondo arbitro. La Ganà ha preso una palla dietro le spalle dell'arbitro. Sì. Ha fatto la diagonale strettissima. Tacco del Partanna. Tenuto bene da Pipe, però palla spinta e tocca la Stina. 14-20. Si deve asciugare il campo dalla parte del Partanna. Jolly avanti di 6 dopo un inizio brutto della squadra di Polimeni. Matteus Dall'Agnol. Conflitto? Sì. Lombardo. Stavolta tocca stavolta Presta non era ben posizionato, le mani erano dritte, la palla rimbalza e finisce a fondo campo. Io sto schiacciando un cavo. 15-20. Al servizio, se riusciamo a inquadrare il numero. Gabriele, tu che hai una vista d'aquila. Ve lo diciamo assai. dopo. Chillemi. Tofoli ancora in bugger. E il muro del Partanna si trascina il pallone via. Sì, su schiacciata 15-21 di Limberger, che si tocca la spalla, e Andrea Presta al servizio. C'è il cambio, entra Giacomino al posto di Limberger ed esce Alberto Limberger. Telefonata, aggiornamento dal campo di Ottaviano. Vediamo qual è l'aggiornamento. e dopo il primo set pallonetto, dopo il primo set per 29-27 Ottaviano porta a casa il secondo 25-15. Quindi mi sa che l'Aversa si è stancato abbastanza. Sì, l'Aversa penso abbia tirato i remi in barca. Intanto 16-21,
Di là è il numero 15, quindi è Caracci, che non sta più forzando, vedi? Tofoli, pipe. Tenuta però dall'altra parte, anche di Inverni. qua. Tofoli in bugger. Stava buttando giù. Tofoli stava buttando il cergiolone dell'arbitro. Tenuta anche da quest'altra parte, begli scambi con doppia. Peccato perché era una bella azione. Sì. Ma soprattutto aveva scambio. Sì. Aveva dato poi la palla al suo Nardi. Centrale. C'era Nardi ben posizionato. 17-21. Servizio spin. Sempre su Mateus. La Ganà era troppo vicino, però per fortuna è riuscito a mandare indietro la schiena, a tirare comunque, e non è riuscito a tenere il ricettore del Partanna e la palla finita sul tetto. 17-22. La Ganà al servizio. Ancora forte. Si tuffa il libero. Grande schiacciata di Lombardo. Sì. Ci mette una mezza pezza Matteo Salagnol, ma la palla schizza rasoterra. 18-22. Lombardo al servizio. Jump flot per lui su Giacomino, che riceve benissimo. Nardi, azione perfetta. Nardi, una delle prime schiacciate perfette di Nardi, a parte qualcuna nel bravo set, Giacomino, se non mi sbaglio. Sì, ha fatto una bella ricezione. Attenzione Santa Croce, cambio di libero. Attenzione che a Siderno stanno saltando sui divani. La mamma Romina, ciao. Salutiamo Santa Croce, 18, giovane, papà pure. Battuta di Giacomo Varamo. Out. Si abbassa Giacomo, lascia sfilare questa palla che finisce a fondo campo. I due baby della Jolly. 18-24. Varamo classe 2001, Santa Croce classe 2000. 6 match point per Giacomo. Peccato, è uscita. Sì, non di tanto. 19-24. Il lungo Lumia al servizio. Vediamo intervento subito di Santa Croce, che sbaglia. Peccato, era andato in recupero piede, Tofoli col piede, c'era pure riuscito, ma purtroppo ha toccato il soffitto. Era pure invasione, mi sa, sai, non era passato da fuori dell'asta. 20-24. Sbaglia ancora Santa Croce. È emozionato. Poi il recupero di Tofoli. La palla non passa. La Jolly vince 20, la partita. 25, 3-0. Ha provato il tutto e per tutto il Partanna. Sì, ci hanno tentato, hanno questa spada di Damocle perché sono ai play-out. Ai play-out non abbiamo informazioni sul risultato di Modica. Il Modica che è pure della Volley Valley. Vedremo. Ma in ogni caso finita qui, Volley Valley è lì, è Modica finita che qui, ma quella... ancora non è finita a Ottaviano, dove Ottaviano è in vantaggio 2-0, ricordiamo. Modica è a Pozzallo. Chi vince tra Ottaviano e Aversa sarà Ottaviano ha già messo sì, un'ipoteca vincendo i 2 set, Gabriele, vero? Sì. Chi vince tra Ottaviano e Aversa erano già 2 set? Sarà il terzo era, mi sembra, mi ha detto che era della Jolly ai playoff, che era già a senso unico. Bene, 20-25 terzo set, 25-20 il primo, 25-20, 20-25, 20-20, 21-25, 20-25 fotocopia del primo e terzo set, che ecco che i nostri applaudono, i tifosi del Partanna. A questo punto incominciamo ecco, attenzione, ci sono novità dagli altri campi, dal nostro inviato Francesco Bonini. Aspettiamo
Gabriele 10-8 terzo set. 10-8 terzo set. Bene, e con questo non ci resta che salutarvi e mandarvi salutiamo. L'appuntamento Tutti sì, si vede il mio una braccio. mano, ecco. Tutti al palazzetto per sabato prossimo per una partita importante, una partita Santa Croce. Alzate in alto, non possiamo girare la telecamera. Aspetta, vediamo se riesco. Ormai è finita la festa per Santa Croce. Non riesco ad abbassarla più di tanto. Arrivederci al prossimo appuntamento con l'Edicole di Pinuccio, big match, Jolly 5 Frondi contro Conad Lamezia. Arrivederci.